Ben trovati in diretta nella nostra mattinata e soprattutto nel nostro appuntamento con Radio Chef. Benvenuti a tutti oggi a un appuntamento ricco di eventi da scoprire. Uno di questi ci permetterà davvero di scoprire e riscoprire la primavera nei nostri territori attraverso i vini del Carso di Trieste e di Gorizia, perché ritorna proprio per festeggiare queste prime giornate di primavera e la vicinanza di Pasqua l'appuntamento con i viticoltori del Carso, che ritornano a proporci la loro consueta freschezza e regalarci una nuova e ricca edizione di Teranum, la manifestazione che celebra ed esplora il mondo dei vini rossi del Carso. Intanto la novità è che l'evento stavolta si terrà nella bellissima cornice del Double Tree by Hilton Trieste, quindi nel cuore della città, permettendo così anche a tanti turisti magari di assaggiare questo vino del nostro territorio. Noi ne parliamo naturalmente con Robby Jacomin. Buongiorno e benvenuto, grazie per essere qui in collegamento con noi. Buongiorno. Allora, che cosa ci aspetta in questa edizione al Double Tree Hilton di Trieste? Ci aspetta, speriamo, un bellissimo pomeriggio di festa, un bellissimo pomeriggio di festa e un bellissimo pomeriggio di scoperta dei vini rossi del Carso, in questo caso i Refoschi e i Terani, i due vitigni autoctoni, va bene. E ci aspetta festa, ci aspetta incontro tra persone, avremo un'offerta, speriamo, enogastronomica molto, io dico, so che non si dice, però io dico intrigosa, così, è un termine che non so se l'ho coniato io, però bisognerebbe dire intrigante, lo so, però veramente un pomeriggio di primavera, di scoperta. Ma senti, raccontaci un po', i vini rossi del Carso, il Terano, il Refosco, hanno tutti caratteristiche comunque diverse che rappresentano questa terra e dipendono anche dalle condizioni, insomma, in cui sono cresciuti. Esatto. Non vorrei andare troppo nel tecnico, ma grosso modo abbiamo due aree, due zone, due macro aree. Una che è l'altipiano carsico, va bene, dove abbiamo appunto dove si produce il Terano, va bene, e poi abbiamo un'altra macro area più nel comune di San Dorigo verso Muggia, dove si produce il Refosco. Senza dare adesso, ripeto, troppo nel tecnico, comunque la varietà è la stessa, parliamo comunque della famiglia dei Refoschi, solo che sul Carso, l'entroterra del Carso, si chiama Terano. Certo, e ha questo inconfondibile sapore. Tra l'altro, visto che la Pasqua si avvicina, anche le belle giornate di primavera, esatto. È un'ottima occasione poi, dopo questo appuntamento, per scoprirle nelle varie aziende agricole, negli agriturismi. Esatto, ci si potrà, a parte assaggiare i vini, ma anche scambiare indirizzi, chiedere alle aziende quando è più opportuno visitarle, conoscere questi vini, questi terani, questi refoschi che stanno cambiando, una cosa che è uno dei nostri, come potrei dire, una cosa che vogliamo comunicare, cerchiamo di comunicare ultimamente, che rispetto a questi vini che magari bevevano i nostri genitori, i nostri nonni 40, 50, 60 anni fa, stanno un po' cambiando, sono un po' più freschi, un po' meno, così, come potrei dire, un po' meno acidi, sì. Va bene, che magari qualcuno bloccava, diciamo così, no? Per cui sono vini che danno soddisfazioni, sono vini che stanno diventando così appetibili dal grande pubblico. Più accoglienti. Sì, esatto, mi piace questo, sì, accoglienti. Allora Robby, questo assaggio, questa degustazione sarà dalle 16 alle 21 il 28 marzo, anzi io guarda già mi sono segnata in agenda di esserci. Vuoi ricordare come si può partecipare? Sì. Allora, abbiamo 3 punti vendita per acquistare il biglietto in prevendita che costa un pelino in meno, va bene? Chi ha piacere di partecipare può acquistare il biglietto a 25 euro, dunque uno sconto di 5 euro da Barvatta, Bar X e Bunker ad Aurisina. Va bene. Altrimenti, se uno non riesce a passare a comprare il biglietto in prevendita, poco male,
metteremo in vendita i biglietti direttamente all'entrata dell'amministrazione, però costerà 5 euro in più, costeranno 30 euro il biglietto, ecco. E si potranno assaggiare tutti i vini presenti. Abbiamo 35 aziende fra Carso Sloveno, Carso Triestino, Carso Goriziano, e poi ancora un paio d'ospiti del Piemonte, e si potranno assaggiare tutti i vini. Molto molto interessante. Allora io ricordo anche che sul sito turismofvg.it si trovano tutte le informazioni. Ultima domanda per te, Roby: con che cosa ti piace abbinare questi vini? Ma la risposta scontata è con salume locale, diciamo così, no? Però sai che in realtà il mio invito è proprio di sperimentare. Ho fatto così velocemente, sto facendo un breve corso di avvicinamento al vino, abbiamo provato a assaggiare questi vini, va bene, anche con qualche cioccolatino. Non so se è da provare. È da provare. Da provare, sì, assolutamente. Poi anche con qualche rivisitazione dell'uovo sodo che proporremo in occasione della Pasqua. Guarda, un bel assist per tutti quanti gli ascoltatori. Benissimo, io Roby ti ringrazio, è sempre un piacere parlare con te, noi ci troviamo giovedì prossimo. Sì, vi aspettiamo tutti, anzi i viticoltori vi aspettano. Sono loro i veri protagonisti di questa nostra manifestazione. Immaginate anche il piacere di fare due chiacchiere con i viticoltori del Carso che vi raccontano i loro vini. Bellissimo. Esatto. Grazie Roby, grazie per essere stato con noi. Allora ti lasciamo al tuo tempo libero e ci ritroviamo in quel di primavera giovedì prossimo al Doubletree by Hilton a Trieste. Grazie a tutti. Grazie Roby, è stato ovviamente sempre un piacere parlare di questo appuntamento dedicato al refosco terraneo del nostro Carso, che sono vini insomma molto interessanti da scoprire, da riscoprire in questo periodo poi in cui è primavera ma non fa ancora troppo caldo e possiamo anche goderci qualche piatto diciamo un po' più ricco. Intanto mi ha raggiunto anche Maria, eccola qua in studio, benvenuta Maria, che ne dici? Andiamo anche noi ad assaggiare i refoschi terrani del nostro Carso? Guarda, io sono una grandissima appassionata di vini rossi, soprattutto del nostro territorio, perché li trovo spaziali, li trovo perfetti anche per tantissimi abbinamenti proprio con le ricette anche tradizionali e non solo del nostro territorio, anche quelle un po' più innovative. Tu sei più da bianco o più da rosso? A me piace molto il vino rosso, ti devo dire, infatti. e quindi quando posso assolutamente lo assaggio. Non mi dispiace neanche il bianco, un po' dipende ovviamente da quello che si mette in tavola, certo. ma anche dal mood della giornata, perché i rossi sono un po' più intensi, corposi, e il bianco è più leggero e quindi un po' cambia l'esigenza. Però devo dire che amo tutti i tipi di vino, è così. Ne parlavamo anche negli ultimi appuntamenti di quanto il vino giusto possa arricchire un piatto oppure rovinarlo completamente, cioè può fare veramente un doppio gioco. O sbagliato. Esatto, il vino giusto o sbagliato possa veramente fare la differenza in un menù, in un pasto, in un qualcosa, quindi veramente fate attenzione quando scegliete il buon abbinamento con il giusto piatto, fatevi consigliare perché è sempre quel plus in più proprio, no? Eh beh sì, fa la differenza, ma non solo, devo dire che Maria, in questi giorni abbiamo parlato, e soprattutto tu ci hai parlato anche di vini particolari, visto che siamo a Pasqua, quindi magari li abbineremo al dolce. Ricordatevi sempre che con il dolce non si mette magari un prosecco, un vino frizzante, ma piuttosto un vino dolce, e anche il nostro territorio ne produce diversi e anche molto interessanti, Maria. Eh sì, piccolo spoiler, anche parlando di vini dolci e di territorio, sta uscendo in questi giorni proprio la nostra nuova brochure dedicata alla primavera e dentro ci saranno gli abbinamenti proprio di Giorgio Bosco, che li ha studiati proprio in base alle ricette, quindi là potrete avere già qualche spunto insomma da dove prendere insomma nuove idee, ecco. Bravo Giorgio. Allora ti dirò Maria che mentre aspettavamo di collegarci per questo nostro appuntamento con Radio Chef, dalla nostra webcam sul Monte Russari si vedeva un'atmosfera veramente bellissima, la neve, la voglia di stare all'aperto, e so che anche i nostri vicini della Carinzia hanno preparato un bel calendario proprio per questo periodo pasquale di eventi da vivere oltre confine, insomma. Che cosa ci propongono, Maria? Vero, gli amici di Mein Sonntag, la rivista di viaggi ed enogastronomia, ci porta ancora a scoprire
scoprire nuove mete. Questa volta partiamo in viaggio con questo nuovo articolo che è uscito nel nuovo numero. Una regione si sta risvegliando. Con il primo sole di primavera sapete che cresce la voglia proprio di attività all'aria aperta, di attività che rinvigoriscono lo spirito, e Mein Sonntag ha i consigli giusti per portarci tra Alpi e Adriatico. Partiamo dall'imponente castello anche di Regensburg in Stiria, considerato particolarmente importante perché sono molte anche le storie che lo circondano, e abbiamo anche un consiglio per questo fine settimana perché il castello riaprirà i portoni proprio in questo 23 marzo. In questa giornata non mancheranno grandi attrazioni per grandi e piccini come arrampicate, escursioni avventurose, tiro con l'arco 3D, visita guidata all'osservatorio dei rapaci, combattimenti con spettacoli cavallereschi e una grandissima offerta culinaria con via dei sapori con produttori regionali. Poi mi sembra il momento perfetto per parlare anche di bagni all'aperto. La Carinzia infatti non vanta solo tantissime terme moderne come Warmbad, Villach o Bad Klein-Hirheim, ma ci sono anche 3 stabilimenti balneari che vi invitano al lago tutto l'anno: a Millstatt am See, a Kloppenheir See e Portschach am Wörthersee, con saune, piscine e molte altre offerte benessere. Una particolarità è il Maibachel a Warmbad Villach, che bolle non solo a maggio ma anche quando la neve si scioglie o cade molta pioggia, come è successo anche in questo ultimo periodo. Quindi si può utilizzare, si può vivere questa atmosfera calda veramente tutto l'anno. E poi ci sono anche 20 slow trail con ognuno la propria caratteristica. Sono sentieri comodi con una lunghezza massima di 10 km e tutti offrono fantastiche piattaforme panoramiche con vista sul lago, panchine su cui rilassarsi. Sono etichettati anche proprio per le diverse esperienze. Potete ad esempio passeggiare sullo Jogaweg a Felden, sul sentiero delle Dondole e delle Valle del Rosenthal, esplorare il parco naturale Bleistatter Moor o il verde canneto del Pressegersee. E poi una cosa sicuramente da fare in questa primavera è a Radomlie, pochi chilometri a nord di Lubiana, e c'è l'Arboreto Potoki, il più grande parco paesaggistico del paese. Su 85 ettari si possono ammirare oltre 4.800 alberi diversi, 1.200 varietà di rose e migliaia di fiori mentre si fa una passeggiata o un viaggio in treno attraverso anche il paesaggio ben curato. In primavera fioriscono, pensate un po', oltre 2 milioni di tulipani in 250 diverse varietà, e gli amanti dei giardini non devono perdere la grande mostra primaverile che si terrà dal 6 aprile fino al 5 maggio. C'è anche poi la visita alla capitale della cultura 2024, situata proprio nel cuore dell'Austria, un'area che comprende 3 stati federali ed è stata scelta per la prima volta proprio come capitale europea della cultura. Il motto è: la cultura è il sale nuovo, e viene offerto tutto l'anno un brillante programma culturale con oltre 300 eventi a Bad Ischl, che è proprio al centro. L'antica città imperiale, ricchissima di cultura e tradizione, ed emana davvero un fascino speciale. Direi che vi abbiamo riempito un po' anche di cose da fare in questo bellissimo periodo di primavera, ma se volete saperne di più potete andare sul sito meinsontag.at, trovate tutte anche i viaggi da fare, l'enogastronomia da scoprire, e noi poi ritorneremo anche a viaggiare insieme a loro durante le nostre puntate di Radio Chef. Non preoccupatevi, la rivista è in tedesco, ma trovate tutte le informazioni anche in italiano se preferite, o volete, se invece volete così lanciarvi in una nuova lingua, potrebbe essere il momento giusto. È vero, è una buona idea per fare un po' di pratica. Sì. Allora Maria, invece io ti porto un po' più in là, diciamo, ti porto al sud, a Napoli per la precisione, perché abbiamo una ricettina veramente interessante. Lei è Rita e viene da Maniago in realtà, però ci prepara questi spaghetti alla vesuviana. Wow! Il sapore insomma del pomodoro, ma anche ovviamente dell'origano, il peperoncino che è all'interno di questa ricetta, soprattutto se la acquistiamo lì da quelle parti, sono veramente sensazionali. Allora, che cosa ci servirà? 400 grammi di spaghetti, un peperoncino rosso piccolo, una scatola di pelati, del pepe, 30 grammi di capperi, origano, 3 cucchiai di olio di oliva, 100 grammi di olive verdi, degli spicchi d'aglio e del parmigiano. Faremo rosolare gli spicchi di aglio con l'olio, uniremo i pelati e faremo cuocere 20 minuti. A questo punto andremo a salare il pepe, uniremo i capperi, le olive tagliate a pezzettini, l'origano e il peperoncino. Cuoceremo gli spaghetti e li condiremo con questa salsa. Cospargeremo poi di parmigiano e possiamo servire. Ovviamente immagino che poi scolerete i vostri belli spaghetti e li metterete in una bella padella con questo sugo pronto, così che si insaporiscano bene. Sembrano favolosi comunque, già da raccontarli non voglio immaginare assaggiarli a questo punto della giornata. Pochi ingredienti, ma direi insomma di qualità, ed è una ricetta insomma di pasta che trovate anche frequentemente se magari appunto passate a Napoli, che poi in primavera è molto bella da vedere, da vivere quando ancora si sta bene come temperatura
Beh, dici non troppo caldo, non troppo freddo. Siamo nel momento perfetto. E dal Golfo di Napoli direi di passare anche nelle montagne del Friuli Venezia Giulia. Facciamo proprio un passaggio così diretto, un po' crudo, un po' così per gli amanti sia del mare che della montagna, così accontentiamo un po' anche i gusti di tutti. Anche perché la Pasqua si può vivere così in cucina sperimentando nuove ricette, oppure in completo relax e avventure, magari passeggiando tra le montagne, godendosi il paesaggio, un po' facendo escursioni, il bello anche un po' di vivere il relax in Friuli Venezia Giulia. E però se volete proprio puntare anche sul gusto giusto, ci sono dei luoghi in montagna che vi aspettano anche per così coccolarvi dal punto di vista del palato, dei sapori. Ad esempio c'è la gastronomia alimentare Cardis, se vi trovate a Sappada, è proprio nel cuore del paese, che vi augura buona Pasqua con un menù veramente ad hoc. Vi leggo un po' così qualche idea che propongono anche sulle loro pagine social. C'è un cestino con salmone affumicato, zucchine e caviale di Salmerino, oppure un tortino salato con spinacino e uova di quaglia, delle crespelle agli asparagi che sono perfettamente di stagione, quindi sono ottimi anche per festeggiare in questi giorni, oppure un rotolo di pancake con cime di rapa, guanciale e ricotta, per poi passare anche alla picagna di vitello CBT o il filetto di rombo, limone e menta. Direi che ce ne sono per tutti i gusti, quindi veramente non vi resta che chiamarli. Prenotazioni entro il 28 di marzo, giusto per poi andare a ritirare il 30 di marzo e quindi godervi veramente tutto in grande tranquillità. E poi trovate anche tantissimi prodotti della nostra terra, del Friuli Venezia Giulia, formaggi, salumi, veramente un po' di tutto, anche i vini del territorio, per non perdere veramente nessuna chicca. Li trovate nel cuore di Sappada e non vi resta che godervi l'avventura in montagna, direi. Eh sì, è vero, ma l'avventura in montagna continua, Maria, perché potete anche, dopo una bella sciata, le ultime sciate dell'anno, insomma, approfittare dell'accoglienza e anche della tipicità di Baita Pista Nera. Subito dopo appunto la pista, ormai una lunga tradizione, è nata proprio come un bar che accoglieva gli sciatori, adesso invece si è trasformato in un ristorante veramente delizioso, dove potete cenare anche con classe. E le cene sono il venerdì e il sabato. C'è il sito baitapistanera.com anche per prenotare e avere tutte le informazioni. E adesso come allora, insomma, si può immergersi in questa bellissima atmosfera. Ma non solo, vi ricordo che poi anche mano a mano che ci si avvicina alla primavera, Baita Pista Nera poi ha questo bellissimo giardino all'esdraio, quindi potete prendere il sole che comincia a essere anche bello forte. Già mi ci vedo. Se poi c'è il riflesso della neve è ancora più bello. E quindi adesso che poi siamo nel periodo della Pasqua, questa è un'ottima occasione per regalarsi veramente un momento di relax, coccolati dalle straordinarie ricette della cucina di Baita Pista Nera, in un'atmosfera che sa proprio delle tradizioni sappadine originali e tipiche. Ci piace raccontarvi di questi luoghi perché li abbiamo provati, li abbiamo vissuti, abbiamo conosciuto le persone che ci lavorano, quindi per noi è un piacere veramente presentarveli, e se andate a trovarli ci farà ancora più piacere condividere con voi questa bella avventura. Quindi anche per questo vi consigliamo veramente questi luoghi bellissimi delle montagne del Friuli Venezia Giulia. Sì, se andate a trovarli raccontateci anche cosa avete mangiato, se vi è piaciuto, insomma magari mandateci un WhatsApp al 338 611 6060, noi avremo piacere di raccogliere e raccontare la vostra esperienza. Seguite anche la pagina Facebook di Radio.0, dove troverete questa puntata, potrete rivederla, troverete le ricette e le curiosità, ma soprattutto il nostro sito, dove poi ogni puntata è arricchita dalle ricette, tutte le informazioni per gli eventi, per partecipare e qualche consiglio in più, il nostro ricettario di Radio Chef, ma ci sono anche tutte le brochure proprio da sfogliare. Sì, e tra poco ne troverete anche una nuova, quindi continuate a seguirci, rimanete sintonizzati, e noi invece con Radio Chef ci ritroviamo domani per una nuova puntata, nuovo gusto e veramente tantissime novità dal mondo della cucina, non mancate. A domani, buon pranzo a tutti. Ciao. Radio Chef, sfida all'ultima ricetta. Radio Orologio. Sono le 13:14.